Allora Vittorio, le mura di Bergamo sono state promosse dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e tu hai detto i bergamaschi sono duri come le loro mura. Vuoi spiegarlo ai pochi che non lo sanno? Sì, i bergamaschi sono effettivamente molto duri perché essendo cresciuti, vissuti da secoli ormai nel guscio delle mura, hanno preso le sembianze anche caratteriali di quelle mura incrollabili, ben costruite, ma a parte questo io credo che ci sia un timore adesso negli orobici, e cioè che la réclame che è stata fatta alle mura possa attirare troppi turisti ciabattoni che alla fine non fanno che portare pochi spiccioli ma imbrattano la città, buttano cartacee per terra, lattine di birra o di Coca-Cola, insomma temono i bergamaschi, anche se non lo confessano, che ci possa essere un'invasione che finirebbe per deturpare tutto, anche il paesaggio, e quindi non credo che partecipino volentieri a questo entusiasmo per essere diventati patrimonio dell'umanità. I bergamaschi lavorano, pensano alla tasca più che all'immagine, quindi sono convinto, questa è una mia opinione, ma conoscendo bene la città in cui sono nato, anche se manco da molto tempo, credo che le cose stiano così. Bergamo poi è rinomata per le proprie industrie, per le proprie attività, i bergamaschi sono i muratori insieme con i bresciani tra i migliori del mondo e quindi badano al sodo, costruiscono in tutto il mondo, sono persone che non hanno tempo da perdere con le scemenze del turismo. Ecco, bello, ben detto, siamo alla praticità anche qui. Allora, è venuto fuori nei giorni scorsi che il povero Formigoni, che è, come hai titolato tu, perseguitato un po' dalla sfiga, perché una sfiga tira l'altra, si è trovato i Rom nella sua villa in Sardegna. Però ha avuto la fortuna che la sua villa poi è stata immediatamente liberata dai Rom e quindi Formigoni è tornato in possesso pieno della sua proprietà. Certo che quando comincia a dire male, quando la sfiga comincia a colpirti, poi si accanisce e non ti molla più. Formigoni per anni era anche bravo quando amministrava il Pirellone, si è comportato con molta perizia e abilità e poi a un certo punto non so cosa gli sia successo, forse non dico che sia impazzito, ma si è montato la testa come tutti quelli che non ce l'hanno e abbia ceduto a qualche stupidaggine che adesso sta pagando molto, molto caro, forse troppo in rapporto a quello che avrebbe combinato e di cui io non sono sicuro perché siamo soltanto al processo di primo grado. Senti una roba, l'altro giorno hai fatto un titolo relativamente all'INPS che sta in piedi grazie, dice il suo presidente Boeri, ai soldi degli extracomunitari, hai fatto un titolo controcorrente perché tutti a beatificare questi ultimi arrivati che mantengono noi, i nostri anziani e il nostro paese. Allora tutti a beatificarli e tu fai questo titolo qua: l'INPS è ciucca, gli immigrati sono soltanto un debito. Ma è evidente che siano un debito, intanto perché la stragrande maggioranza degli immigrati non ha un lavoro, tant'è che li dobbiamo mantenere, loro e spesso anche le loro famiglie. I pochi che lavorano percepiscono uno stipendio basso e da uno stipendio basso non puoi fare un prelievo di contributi che sia sufficiente per tenere in piedi il welfare italiano, anzi gli stranieri pesano sul welfare in modo drammatico, quindi sono un costo aggiuntivo rispetto alle casse già
disastrate dell'INPS, perché come abbiamo detto molte volte l'INPS non si limita a pagare le pensioni a coloro i quali hanno pagato i contributi, ma pagano le pensioni anche a quelli che non le dovrebbero percepire perché non hanno mai versato i contributi, non hanno mai lavorato, diciamo, a libero, come si diceva una volta, e questo naturalmente spinge molti a dire che anche chi non ha pagato i contributi non può morire di fame quando diventa vecchio, e io sono convinto che sia giusto, però non si possono usare i soldi dei pensionati per dare la pensione a chi non la merita, bisogna utilizzare la fiscalità generale, ovvero separare la previdenza dall'assistenza. Ti fermo un attimo, perché tu hai ricordato giustamente che noi l'abbiamo detto molte volte, separare la previdenza dall'assistenza. E tu in particolare lo ricordi in ogni puntata, però non è che siamo noiosi, è che siamo realisti e soprattutto siamo stufi che i soldi che noi versiamo vengano usati per altro. Sono i coglioni di Roma che non la capiscono, forse a furia di ripeterlo gli entra in testa o no? Cosa dici? Sì. Ma l'augurio è esattamente questo. Certo che nella fattispecie, cioè le ultime dichiarazioni di Boeri, che sostengono appunto la necessità che i profughi arrivino in quantità, io credo che qui bisognerebbe chiamare non dei tecnici ma degli infermieri, perché in questo momento Boeri ha bisogno di infermieri, ha bisogno di cure massicce, perché il caldo anche a lui si vede che sta facendo maluccio, si vede, cioè sono ipotesi, non sono sentenze le mie, però la mia impressione è che l'intervento di qualche infermiere potrebbe giovare non solo all'INPS ma soprattutto al suo presidente. Bene, sì, è un'impressione, del resto lui quando ti vede cambia strada perché ha paura di quello che racconti e evidentemente è così. Tanti cambiano strada quando ti incontrano, lo sai? Ma sì. Meno male, guarda, così ho delle rotture di balle in meno. Senti, sullo Ius Soli hanno deciso di fare marcia indietro. È così o hanno ricambiato idea per l'ennesima volta e ci dobbiamo sorbire per altre settimane questo dibattito assurdo? No, guarda, non hanno cambiato idea, solo che si sono resi conto che il provvedimento è molto impopolare, darebbe sui nervi a quasi tutti gli italiani, e siccome la sinistra in particolare in questo momento non è in piena salute, come abbiamo visto anche nelle ultime elezioni amministrative, teme di perdere ulteriormente consensi e quindi ha sospeso questa pratica dello Ius Soli, che in sé per sé sarebbe anche giusta se ci fosse un'immigrazione regolare, un'immigrazione controllata e disciplinata, e quindi non sarebbe la fine del mondo lo Ius Soli, ma in un momento come questo sarebbe talmente impopolare da scatenare veramente gli italiani, che hanno la sensazione di non contare più niente, perché tutti gli sforzi del governo vanno per il mantenimento e l'acquisizione di migranti in quantità industriali. Noi invece abbiamo bisogno di risolvere i problemi dell'Italia e degli italiani, dopodiché forse potremmo risolvere anche qualche problema degli stranieri, ma le priorità riguardano i nostri cittadini, e i nostri cittadini sono scocciati, e quindi solo a sentire questo termine Ius Soli, che peraltro non si capisce perché si debba sempre usare o il latino o l'inglese, insomma solo a sentire questa espressione gli italiani hanno dei conati di vomito. Senti, ma e come mai Renzi si è messo a parlare come Salvini, salvo poi ritrattare, insomma dice aiutiamoli a casa loro, sta prendendo per il culo gli italiani, e soprattutto si siederà mai più a Palazzo Chigi questo Renzi logorato, rovinato, stanco, confuso? Guarda, io non sono un veggente, per cui non so quello che succederà. Non dire, certo non è dire, che se scusami, qualcuno, come per esempio... no, Vittorio, non dire balle, perché tu quando fai le previsioni
ci becchi sempre e le fai anche giuste. Del resto hai un'esperienza alle tue spalle che lo so, fai, però in allora. questo caso... Sì. No, ma questo è un caso un po' troppo complicato, perché qui io sono dell'idea che se un signore come quel Di Maio dei 5 Stelle, no? Che ha sempre predicato in favore dei migranti, e così ha sempre fatto anche Renzi, poi a un certo punto ha cambiato idea, ma noi lo criticavamo quando aveva l'idea sbagliata, adesso non possiamo criticarli o criticarlo anche quando l'ha cambiata l'idea sbagliata e ne ha assunta una giusta, no? Io quindi non polemizzo quando uno si ravvede e dice dobbiamo pensare prima ai nostri italiani. Io sono contrario anche ad aiutare gli africani in Africa, perché gli africani non hanno la cultura del lavoro. Tutti i soldi che noi abbiamo mandato in passato sono finiti nelle tasche non dei poveri cristi, ma dei capi tribù, cioè hanno arricchito quei dittatorelli che abbondano in Africa. E allora se noi dobbiamo dare dei soldi all'Africa per schiavizzare ulteriormente gli africani e arricchire gli schiavisti, a me sembra un'operazione imbecille. A proposito di dittatori, Renzi è un pirla, uno che ci prova o che? O un dittatore, appunto? Guarda, nel paese dei ciechi anche l'orbo è un'aquila, e quindi io paragono Renzi all'orbo, che però non è sicuramente uno che ci vede peggio dei suoi compagni. Basta vedere quello che è successo nel Partito Democratico: hanno polemizzato, hanno litigato, hanno trasformato il partito in una specie di salon western dove la gente si picchiava e nessuno capiva chi aveva ragione, chi torto, chi moriva, chi stava in piedi, chi beveva il whisky e chi pagava il conto. Quindi io penso che questo partito si sia sfasciato non solo per colpa di Renzi, ma hanno dato un contributo i vecchi, i giovani, i moderati e gli scatenati. Quindi il problema è il Partito Democratico che non è né carne né pesce, è una schifezza dove tutti litigano e nessuno ha un pensiero nobile. Questo è il vero problema. Quindi diventa difficile sapere se questo partito alle prossime elezioni riuscirà ad avere dei voti all'altezza del suo passato. Non ne sono convinto. Credo purtroppo che quando andremo a votare nessun partito riuscirà a costituire una maggioranza e le cose andranno peggio dopo le prossime elezioni rispetto ad oggi, il che è addirittura da suicidio. Hai detto bene. Senti, ti faccio una domanda, rispondimi con molta franchezza. Da 1 a 10, quanto mi mandi a fare in culo se ti tengo un'altra decina di minuti? No, andiamo tranquilli. Tranquilli. Scusa, non ti riconosco. L'importante è che abbiamo degli argomenti che tengano... Li abbiamo, però io non ti riconosco più. Non ti riconosco più. Ti arrabbiavi per molto meno una volta. Io ti ho chiesto 20 minuti e te ne prendo 30. Sì, ma guarda, ieri sera ero in onda, che è il programma estivo della 7, che sostituisce 8 e mezzo, quello della Gruber. Condotto tra l'altro... Ci siamo messi a parlare della solita politica. Condotto tra l'altro da quello Parenzo, stronzo di David Parenzo sveglio. che io non sopporto, però siamo amici, però non lo sopporto perché è proprio un comunista. Però sì, vabbè, vai. Sì, però a me è simpatico. Poi c'era anche Telese, certo. Ma comunque a un certo punto c'era anche quel barese, il presidente della regione, non mi ricordo come si chiama, vabbè. C'era un po' di gente e Emiliano, io mi sono veramente arrabbiato e ho detto: ma avete rotto i coglioni, andate tutti a fare in culo, me ne sono andato. È per quello che te l'ho chiesto, perché quindi, ho visto il video, non guardo quella trasmissionaccia, però ho visto il video su internet e ho detto non è che lo becco anche stasera girato. No, perché vedi, non c'è neanche Emiliano, quindi che gusto c'è? Perfetto, allora noi torniamo dopo la pubblicità per gli ultimi 10 minuti col direttore Vittorio Feltri. Grazie per la pazienza, restate qui.
Bene.